Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di un'iniziativa delle iniziative della Polisportiva Fuori Centro. Nella prima parte siamo in compagnia della professoressa Elena Marchigiani, docente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Grazie per essere tornata nei nostri studi, a tutte e a tutti. Stavolta proprio con il suo ruolo professionale, insomma. Le manca un po' la politica o tutto sommato, o un capitolo? Io sono fortunata, ho un lavoro che mi permette di essere utile in vari modi, quindi io ho sempre pensato che dovevamo rendere, come dire, essere utili. E quindi no, non mi manca, posso ancora essere utile forse, spero. Allora, la professoressa Marchigiani è la coordinatrice per quanto riguarda Trieste di un progetto che ha interessato anche Milano e Bari ed è un progetto di sarebbe affordable in inglese, non è bello però chissà perché suona meglio che abbordabili. Di affitti abbordabili, insomma, questo è il tema. E non convenzionali. E non convenzionali. Chiariamo allora intanto brevemente questo concetto. Allora sì, la ricerca è una ricerca che vede noi come parte, no? Una delle 3 unità, perché le altre 2 unità, la ricerca è coordinata dal Politecnico di Milano e vede anche l'Università e il Politecnico di Bari. Il tema centrale è la casa in affitto, quindi la necessità di una casa in affitto affordable è il modo in cui a livello, come dire, ormai nazionale e internazionale spesso si chiama questo, no? Normalmente uno dice il 30-40% costi della casa sull'impatto su quello che è il reddito di un nucleo familiare. Ci piace però dire abbordabile, anche se sì, forse non suona bene, però perché non è solo una questione economica, è una questione anche molto relativa ai contesti in cui si abita, perché è il costo della vita, cioè l'abitare è la parte fondamentale insieme al lavoro dei diritti, no? Essenziali di chiunque. E fra l'altro mi è venuto in mente mentre la professoressa me lo spiegava prima di incominciare la trasmissione, che molto spesso la geografia abitativa, mettiamola così, di una città cambia in maniera non impercettibile, ma in maniera, mettiamola così, significativa quando una città subisce una trasformazione. 5 anni fa io ero in vacanza a Napoli e Napoli 5 anni fa cominciava a diventare una città turistica che aveva poco da invidiare come la città, poco da invidiare a realtà come Firenze, Venezia, eccetera, però c'era proprio un problema abitativo che sorgeva perché molti trasformavano magari una seconda casa che davano in affitto in una come si chiama? Bed and breakfast o altro, B&B, ecco sì. Molti locali magari il prezzo aumentava per tutto, quindi è un problema che lo sente chi lo subisce in qualche modo, però è veramente un problema da seguire perché ha delle implicazioni sociali che vanno al di là della casa in senso stretto. Beh, insomma, l'esempio più eclatante è Venezia, no? Sì, cosa è successo a Venezia? Allora, è ovvio che quando città come la nostra, che è così bella, diventano fortemente attrattive per il turismo, c'è proprio un cambiamento sostanziale nel mercato degli affitti, e questo anche se non abbiamo dati, no, oggettivi, numeri, però penso che tutti noi ci stiamo rendendo conto ad andare a fare la spesa in alcuni luoghi, a muoverci, quindi il costo della vita aumenta. Il costo della vita aumenta, quindi impatto sui salari, cioè su quello che una famiglia guadagna, che però va di pari passo con ovviamente un'offerta abitativa che va sempre più verso quel settore, perché ovviamente è più redditizio.
Quindi cosa succede? Che appunto meno case, costo della vita complessivo, e qui torniamo all'abbordabilità, quindi l'impatto complessivo, il costo dell'affitto e il costo della vita iniziano a superare ampiamente per molte famiglie quella soglia teorica del 30-40% che si dà, no? Come, come no. E quello che è più drammatico non è che succeda solo a Trieste, infatti tu richiamavi la questione di Napoli, di Firenze, insomma c'è un forte dibattito anche a livello nazionale sull'avere delle norme che anche permettano alle amministrazioni locali di poter, come dire, normare questa presenza, no? Quindi con le destinazioni, anche in maniera urbanistica peraltro, perché ovviamente una città che si svuota dei suoi residenti vuol dire una città che non percepisce più tutta una serie di introiti per i suoi servizi, quindi è un effetto, cioè a volte non si vede, no? L'effetto generale che questo comporta. In più poi non basta solo la casa in affitto affrontabile, chiamiamola così, affrontabile nell'insieme dei costi della vita di una famiglia, ma c'è un problema più generale, e Trieste lo vive, di invecchiamento della popolazione, che anche questo purtroppo noi sappiamo, abbiamo delle cifre molto alte, questo ce lo dice Istat, qui abbiamo dei dati oggettivi. Però questo cosa vuol dire? Persone che vivono sole, persone che vivono con una pensione che ha perso la sua capacità di acquisto, quindi sono tanti processi che vanno di pari passo, però non sono solo le persone anziane, sono tante altre persone, una volta si parlava di classe media, cioè c'era come dire, la presunzione, ma forse anche perché il lavoro era più stabile, le condizioni familiari erano più stabili, di dividere, no, la popolazione per fasce. Ognuno arrivava ad una certa fascia, era salito fino a una certa fascia, rimaneva lì, aveva una certa stabilità. Adesso non è così. No. Non è così perché il lavoro, lo sappiamo bene, è sempre più instabile, sempre più flessibile, con tutti gli effetti negativi su questa flessibilità. Per cui avere un reddito stabile per molte famiglie è ormai un miraggio. Chi ce l'ha basso, e questo è vero, anche a Trieste, e poi l'altra questione è che uno fa sempre riferimento al nucleo familiare, altro elemento che è molto molto cambiato come accezione, perché pensiamo ai divorzi, pensiamo alle separazioni, pensiamo appunto all'invecchiamento, che vuol dire perdere il compagno o la compagna di una vita. E si sta sempre in quell'appartamento, si deve vivere in un appartamento e quindi i costi non li dividi più, certo. E quindi è un problema grosso su cui e i giovani è l'altra questione. Se non hai una casa in affitto, non puoi emanciparti totalmente. In affitto, anche perché in affitto, diciamo, infatti in tanti altri paesi europei la quota degli alloggi in affitto è molto più alta, anche come propensione delle famiglie, perché proprio la flessibilità del lavoro, soprattutto per i più giovani, fa pensare, insomma, ho capito, devo avere la casa per il periodo in cui sto in un luogo, però non deve diventare un vincolo di una vita. Quindi l'affitto è importante. È curioso anche il fatto che a seconda anche dei paesi il rapporto con la casa sia stranissimo, sia molto differente. Per esempio in Gran Bretagna fioccano delle trasmissioni televisive su cerco casa, cambio casa, sposto casa, tutte queste cose qua. Io ho chiesto anche, ho detto, ma come mai c'è tutto questo interesse? Perché mi dicevano che per gli inglesi la casa è un investimento, cioè loro acquistano una casa nuova, realizzano degli abbellimenti e poi dopo un po' la rivendono, quindi non c'è il rapporto che magari può essere nel nostro, generalizzo logicamente, ma non c'è il rapporto che può esserci nel nostro paese, dove ad un certo punto quella, se hai la possibilità logicamente, è casa tua, quella rimane casa tua. Loro hanno almeno una maggiore anche flessibilità del bene. Poi forse c'è anche tutta una serie di altri discorsi, però è curioso anche questo tipo di ragionamento. Però mi pare di capire che lo studio non si limita a fotografare l'esistente, e non è poi neanche uno studio da agenzia immobiliare che va a dire
Anche se sono importanti anche quelli. Ecco, però cioè, è qualcosa di propositivo. Sì, allora... Ed è frutto di collaborazioni con più o meno tutte le realtà del settore. Sì, allora proprio perché la casa è un fondamentale, un diritto fondamentale. Altra cosa importante su cui forse non pensiamo a sufficienza, non avere un domicilio, una residenza stabile vuol dire non entrare in tutta un'altra serie di diritti, Sì, sì. Banalmente non poter neanche accedere alla graduatoria ATER. Quindi c'è bisogno, un po' la ricerca dice, ma se c'è quest'area grigia di popolazione che non è presa, e qui torno al non convenzionale, come lo intendiamo, e non è presa dalle politiche perché è abbastanza nuova, no? Sì. Quindi non possiamo stare a guardare solo percorsi convenzionali delle politiche pubbliche, ma dobbiamo vedere altri percorsi, altri tentativi, altri esperimenti che sono stati fatti per esempio dal terzo settore o da altri soggetti. Quindi la ricerca come prima cosa ha fatto, certo, ha guardato, analizzato, ha fatto tutta una serie di mappature appunto di queste esperienze, e Trieste è ricchissima da tutti i punti di vista. Forme di coabitazioni solidali, pensiamo a ITIS in Via Mazzoni, pensiamo al condominio solidale del comune, pensiamo al CADO Piscina, ma pensiamo a tante altre, è ricchissima. E quindi abbiamo iniziato ad intercettare quelli che erano i soggetti che avevano promosso queste iniziative, però poi è diventato come un effetto valanga proprio per la complessità del tema. E quindi la prima cosa è stata organizzare dei momenti di incontro per poter capire tre cose che secondo noi erano molto importanti. Uno era, ma su che patrimoni possiamo lavorare, pubblici e privati, perché c'è un grosso sfitto anche nel patrimonio privato, come possiamo immaginare anche di recuperare questi patrimoni, perché lo sfitto è spesso legato, altrimenti viene intercettato dal turismo e da altre cose, no, anche da un problema di manutenzione, pensiamo nel ATER, no? Problema anche di un patrimonio molto vetusto, e poi come poter gestire e immaginare degli spazi di coabitanza diversificati. E quindi da lì abbiamo iniziato a parlare in primis con chi si occupa molto anche di povertà abitativa, ma proprio perché il rischio di scivolamento ormai non è... quindi con Caritas, con San Martino al Campo, con la cooperativa, con l'associazione Libra, con ITIS, con Fondazione Cacciaburlo, per capire, no, le sperimentazioni che avevano fatto, però poi a mano abbiamo ampliato, per cui i tavoli che abbiamo organizzato, l'ultimo era ieri e ne faremo un altro in autunno. Devo guardare, scusatemi, ma perché eravamo in tantissime e spero di non dimenticare nessuno, quindi ATER, Comune, UPPI, quindi l'Associazione Piccoli Proprietari, Edilmaster, perché c'è tutto il tema anche del recupero, Sunia, appunto Libra, Caritas, San Martino al Campo, ITIS, quello che dicevo, CGL, SPI, CGL, perché sono soggetti importanti, Cacciaburlo, ACLI, perché gestiscono anche tutti gli sportelli, quindi possono avere anche dei dati o delle situazioni, ovviamente vanno resi anonimizzati, ma a SUGI. Fondazione CRT, perché anche Fondazione CRT ha avuto un'attenzione e ha un'attenzione per questi temi, però il tavolo è aperto, quindi anche ad altri patrimoni, perché ci sono anche in città tantissime diciamo comunità. È venuta anche la Chiesa luterana, la comunità luterana a uno di questi tavoli, perché per capire, no, quali sono magari i patrimoni. Intervengo con una sciocchezza magari, che però forse non è tale, perché per spiegare forme nuove di coabitazione, eccetera, forse se noi facciamo riferimento, non se ne vedono più tante, per dire la verità, però parecchie sitcom storiche in realtà come dire, proponevano questo. Mi viene in mente adesso una serie
che si chiamava Golden Girls, che andava in onda una ventina, forse più anni fa. Lì c'era addirittura una sorta di, di conglomerato di persone anziane che dividevano, cioè se si fa mente locale delle volte le cose che ti divertono, poi un minimo di insegnamento o di consapevolezza di determinate problematiche te le anche danno, se logicamente sei un attimo più aperto, ecco, insomma. Sì, la cosa che ovviamente si può fare come università è quella non solo di far parlare le persone in un luogo che non è il luogo decisionale, certo, sì. E questo dà la libertà di poter, come dire, immaginare anche sì, qualcosa certo. fuori dal proprio, quindi dai l'occasione, dai voce alle esperienze, ma anche ai dubbi, ai ragionamenti che vengono fatti. L'altra cosa è che puoi appunto veramente ragionare fuori dagli schemi. L'area grigia, cioè questa fascia che comprende giovani e anziani, soli, famiglie più o meno numerose, eccetera, ci spinge anche un po' a pensare fuori da questi modelli, no? Il coabitare, il silver co-housing, no? Sì, Come si dice. Ecco, Golden Girls quello era più o meno. Oppure la coabitanza tra gli studenti, eccetera. Un po' l'ipotesi è: ma perché non proviamo a immaginare delle forme di coabitare, anche persone che magari sono uscite da un percorso più drammatico, stanno uscendo da un percorso più drammatico, del dormitorio, certo, della situazione proprio, no? Non tutti possono essere inquadrati in questa cosa, ma le storie sono tante, e quindi perché non pensare a a costruire una proposta abitativa con gli abitanti, perché è importante la condivisione non solo tra le istituzioni e i soggetti, certo, ma anche sì, con quelli che saranno, no, le persone diverse. Perché la questione è, penso per esempio al condominio solidale di Itis in via Manzoni, è un condominio, cioè sì, se noi sì, pensiamo alle dinamiche del condominio anche a Trieste, come funzionava, no? Ancora a volte funziona così: c'era il capocasa che faceva il gestore, che era un po' il gestore immobiliare, ma anche il gestore dei conflitti, il gestore sociale, quello che no, metteva un po' d'accordo, era un po' un portierato sui generi, amico, ecco. E poi no, c'era la coppia di persone anziane, c'era la persona da sola, cioè no, in un condominio hai tante situazioni. Nella migliore delle ipotesi, in un condominio si stabiliscono anche dei rapporti di solidarietà o di aiuto, e questa è una risorsa incredibile, e anche un alleggerimento a volte per quelli che sono i servizi, no, di accompagnamento. Ci sono persone che si trovano in questa situazione ma hanno tantissime risorse da dare, quindi tenere insieme persone diverse vuol dire gestirle, da qui le gestioni, perché anche parlando col comune, con ATE, ovviamente gli enti pubblici sono continuamente oberati dall'emergenza. Questo è un lavoro molto specifico che necessita anche di sapersi no, hai bisogno di competenze che dedichi stabilmente a questa cosa, per cui parlare col terzo settore, con chi ha queste esperienze, e mettere insieme persone diverse. Però ci vogliono patrimoni abbastanza considerevoli per poter mettere insieme persone diverse, e bene o male la risposta istituzionale, pensiamo ad Atter, no? Con i suoi alloggi, non per colpa di Atter, ma è una storia appunto che sconta come si pensava al bisogno, no? Bisogno, tipo di famiglia, metratura dell'alloggio, stabile, così è. Invece ci vogliono anche degli spazi, e quindi poter avere patrimoni anche diversi, che forse anche il privato può mettere in gestione, perché anche i proprietari appunto si sono impoveriti spesso, e quindi è un po' questa la logica. L'altra cosa, il nostro gruppo di ricerca comprende sociologi, comprende architetti, comprende urbanisti, comprende esperti di politica, eccetera, è che lo spazio conta. Quindi anche rispetto a questa domanda vuol dire andare a ristrutturare immobili e alloggi non più pensando al tipo di famiglia tradizionale, ma immaginando anche la composizione interna dei fabbricati, che si possa modularmente, no? Certo.
e quindi è un po' questo quello che noi vorremmo E mi diceva anche restituire. prima, professoressa, della questione barriera, Sì, questione insomma, quello che potrebbe essere un esperimento. ma Detta appunto. così, magari qualcuno potrebbe prendere pure paura, ma insomma. No, ma non, cioè in realtà è una questione, insomma, chi vive a Barriera e chi la abita e non solo, sa quante realtà Sì, già sì, di sì. coabitanza ci sono in quel luogo. Se si cammina si vede anche patrimoni che magari hanno bisogno di ristrutturazione, quindi noi partiamo veramente da evidenze empiriche. ITIS è un soggetto molto forte e importante proprio perché è un nucleo di servizi sempre più fondamentale per la vita del rione. Però attorno ruotano proprietà varie, appunto Mhm. pubbliche e private, per cui l'idea era: ma perché non passiamo da questa logica del condominio solidale che più di 10 alloggi probabilmente non ha, e quindi figurati chi metto dentro, come compongo, com'è, ad una logica invece di un rione che diventa solidale, quindi in cui i servizi diventano non solo i servizi nelle coabitazioni, ma diventano aperti anche alla cittadinanza. ITIS ha aperto un portierato sociale, in cui quindi cioè, possono abitare persone diverse e darsi una mano. È un quartiere, un rione abbastanza camminabile, diciamo così, perché rispetto a tutte le situazioni, Sì, no, che sì. abbiamo a Trieste è in piano. Ha scuole, biblioteche, spazi che possono servire anche, non so, come luoghi per fare percorsi di formazione, come luoghi in cui più generazioni si incontrano, in cui si può magari organizzare il nido autogestito per la mamma o il papà che è rimasto solo. Quindi sono tutti quei percorsi che se riesci a gestire, e forse c'è una rete anche di attori molto forte, Caritas, ITIS, Fondazione Cacciaburlo, Ater, Comune, eccetera, che possono fare rete e un po' dividere anche, come dire, la fatica di Sì, sì. gestire e mettere in rete anche le loro competenze. E quindi era un po' un'idea, dovendo, ovviamente con nessuna pretesa che questo diventi una cosa, ma provare a immaginare un progetto pilota, e lavoreremo anche con i nostri studenti, quindi nessuno si deve spaventare, non succederà niente. Speriamo che succedano belle cose quando le cose saranno mature, però possiamo dare delle idee anche ai vari attori. E tra l'altro un po' anche al tavolo che abbiamo fatto ieri, ne parlavamo sia con Atter che con il comune che con tutti i vari soggetti, diciamo, è un tema talmente complicato che prenderlo a scala urbana, cioè diventa imprendibile. Cioè come faccio ad andare, no, a raggiungere i proprietari privati, a rilanciare un'agenzia solidarietà per l'affitto, a pensare ad una territorializzazione spinta dei servizi? Se parto invece da parti di città, in questo caso anche già ricche, forse riesco a capire quali sono anche le possibilità. Certo. Abbiamo ancora un minuto. Le faccio una domanda che faccio molto spesso in questi giorni quando ho a che fare con l'università, quindi un po' ripetitiva, però giova secondo me farla. Questo tipo di progetto, questo tipo di ricerca, e che non si limita, come dicevamo prima, a fotografare l'esistente, ma propone anche delle idee, se non addirittura delle soluzioni, rappresenta meglio di altre esperienze di cui comunque abbiamo parlato questa missione che ha l'università, che va forse oltre la terza missione. A me questo della terza missione mi sembra sempre tipo come la quinta malattia, quelle robe un po' così, però quest'idea che l'università scenda e interagisca con la città. Sì, cioè, l'università, allora la logica o dell'impegno sociale, insomma, dell'università, che poi sta diventando, è la terza missione Sì, perché è ma la didattica, la ricerca e l'impegno sociale, beh, come se poi queste tre cose dovessero dovrebbe essere per essere forza divise. divise, sì. No, in questo caso appunto facciamo ricerca, lavoriamo con i nostri studenti e lavoriamo
quello che diamo ai nostri studenti è quello che i portatori di interesse locale, gli attori che sono esigenze vere. Credo che l'università non ce lo debba dire il ministero che dobbiamo fare questo, è veramente cioè l'importanza di avere un'università in un luogo, vuol dire avere occasioni che appunto normalmente i soggetti che sono impegnati e che hanno missioni, come dire, urgenti, non riescono ad affrontare, ma non perché non vogliano, ma proprio perché non c'è tempo. Cioè, noi facciamo questo lavoro, perché non renderlo utile? Allora torniamo al discorso iniziale, mi manca la politica? No. Perché questa è politica, ma non politica nel senso di imporre, è la vera politica. Nel senso anche etimologico del termine, se vogliamo. Allora, io ringrazio la professoressa, mi viene sempre da chiamarla assessore, non so perché comunque ringrazio la professoressa Marchigiani per essere stata con noi. Torni più spesso così anche affrontiamo mi piacerebbe molto tenervi aggiornati e quindi a disposizione. Volentieri. Poi sono stato a Ferrara e ho seguito le sue indicazioni. Grazie davvero, buon lavoro professoressa. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Cambiamo argomento dopo la pubblicità. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato, ci occupiamo adesso dell'attività della Polisportiva Fuori Centro e lo facciamo assieme alla vicepresidente, la dottoressa Marta Candussi, che ringrazio per essere venuta nei nostri studi. Allora, prima di parlare nello specifico di Fuori Centro, parliamo un po' del Baskin, che è una delle realtà di cui Fuori Centro si occupa. Noi ci siamo a nostra volta occupati di Baskin qualche mese fa, quando insomma ci furono i primi incontri, quando questa, chiamiamola disciplina, non so se è corretto, certo, si può usare, è uno sport quando venne presentato. E mi diceva che insomma si sta sviluppando anche con una certa velocità. Sì, diciamo che qua in Friuli Venezia Giulia è nato nel 2019 come movimento importante, per così dire. Ricordo che era prima della pandemia anche una delle manifestazioni che abbiamo seguito, sì. Certo, e ha preso talmente piede qua in regione che in occasione delle ultime finali nazionali per il titolo di campione d'Italia, che si è tenuta lo scorso weekend a Lucca, ha vinto proprio Udine, quindi un trionfo anche della nostra regione come nuova realtà. E il Baskin nasce come sport in cui si cerca di dare la possibilità a persone con più o meno capacità di poter competere e poter giocare insieme, quindi di diventare una squadra vera e propria. Ecco. L'IN sta per integrato o inclusivo. Non è? Inclusivo. Basket inclusivo, certo. Scusa. E queste difatti le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio alla vostra squadra, credo. Sì, siamo noi Bazinga. Come? Noi Bazinga. Noi Bazinga è il nome della squadra. E mi pare di capire che come il termine stesso suggerisce, sono squadre formate da persone, come si usa dire, normodotate e da persone con problematiche. Sì, diciamo che il focus principale del Baskin è quello di dare ad ognuno un ruolo in cui possa sentirsi a suo agio, e quindi abbiamo insieme persone con abilità cosiddette appunto normodotate, che magari sia giocano a basket o hanno giocato o anche fanno altri sport o magari non si sono mai avvicinate allo sport, insieme anche a persone con meno abilità e quindi che hanno anche un po' più di difficoltà, ad esempio a muoversi, oppure esperiscono un momento di disagio, di difficoltà in generale nella loro vita, ed è appunto questa sorta di contenitore per tutti, pensato proprio per tutti. Come si viene a conoscere Fuori Centro? Ed eventualmente, se uno magari è interessato, come fa ad iscriversi? Come funziona? Beh, allora, noi siamo sempre pronti ad accogliere nuovi atleti,
E per quest'anno il campionato è finito e anche i nostri appuntamenti, diciamo che di solito gli allenamenti sono il sabato la mattina oppure il mercoledì verso sera, e penso che si riproporranno anche l'anno prossimo questi allenamenti. Per chi volesse venire a conoscerci, anche quest'estate c'è la possibilità di vederci in città in occasione della settimana sociale della chiesa, in quanto avremo un nostro stand in piazza Sant'Antonio. Ah, ok, quindi si potrà conoscervi in quella circostanza. La sede è invece? La sede della Fuoricentro è in via Miani, vicino al palazzetto, in via Cesca, anzi, vicino al palazzetto, sì, a Giarizzole. Però gli allenamenti li facciamo al CUS. Ok, da quanto tempo esiste Fuoricentro? Fuoricentro è nata nel 99. Quindi insomma 25 già da anni, diverso tempo, certo. Ed è nato come diciamo uno strumento per il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, per poter aiutare le persone che vivevano un momento di disagio, diciamo. Ecco, ricordiamoci anche, mi perdoni se la interrompo, prego. Nel 25 anni fa, per certi aspetti si potrebbe quasi dire che era un'era glaciale per più di un aspetto che riguarda determinate problematiche. No? Sì, diciamo che la polisportiva nasce come conseguenza della legge Basaglia, e quindi diciamo che cerca un po' di utilizzare lo sport come strumento comunque di riqualificazione, di anche riacquisto di un'autonomia che ognuno ha il diritto di avere. Ecco. Come dobbiamo approcciare questo eterno problema? Glielo chiedo perché è una cosa che ho in mente dal 2000, adesso spiego anche perché uno potrebbe dire questo cos'ha. Allora, io nel 2000 sono andato ero a New York nel periodo della maratona di New York. Certo. E assieme ad un mio amico eravamo in Central Park dove finiva la maratona. Logicamente ad arrivare per primi erano gli atleti che percorrevano la maratona a bordo delle carrozzine, hanno un nome particolare, quelle che consentono anche a chi non ha l'uso delle gambe di partecipare a queste manifestazioni. E logicamente venivano salutati da applausi da parte della gente, eccetera. Mi hanno fatto notare, già in quella circostanza, dice, l'applauso che è spontaneo perché premia anche il coraggio di queste persone, la fatica anche di queste persone, nello stesso momento però anche sottolinea ulteriormente il fatto che non sarebbero inseriti, cioè non bisognerebbe applaudirli proprio perché applaudendoli segnali ulteriormente il loro problema. La diversità. La diversità. Certo. È un atteggiamento, se vogliamo, per certi aspetti molto duro, che però non riesce ad uscirmi dalla testa. Sì, diciamo che in questo senso possiamo anche differenziare, parlo sempre della Fuoricentro per esemplificare questo concetto. Diciamo che c'è una differenza tra sport integrato e sport inclusivo, ad esempio. Quella volta là penso che non esistevano io sto parlando ancora. di adesso, sì, certo. Sì. Quella volta immagino che non ci fossero... Nemmeno in America, credo. Esatto. Diciamo che la differenza sta nell'approcciarsi alla diversità, nel senso che, ad esempio, nello sport integrato, comunque non si cambia, diciamo, le regole del gioco, non si cambia il setting di un ambiente per permettere ad ognuno di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, ma le persone cosiddette normodotate, usiamo sempre questo termine, devono un po' diciamo bloccarsi o comunque limitare le proprie capacità. In questo senso la novità che ci porta allo sport inclusivo è proprio del lasciar perdere questo approccio di limitare il sé e in favore di un riconoscimento delle differenze intanto, perché è innegabile che ci siano delle differenze tra le diverse persone, anche proprio in base alle disabilità che uno porta avanti, e oltre a questo permette comunque
alle diverse persone, alle diverse categorie, possiamo dire, di persone, di avere un proprio spazio nel mondo che sia riconosciuto come tale. E quindi le persone non sono più la propria disabilità, ma sono ciò che possono portare all'altro, in questo caso alla squadra, ma si può, diciamo, è un concetto che va oltre la questione dello sport, perché è qualcosa che anche a livello sociale, secondo me, ma penso che anche lei converrà con me, è importante, proprio per evitare che ci siano situazioni in cui comunque magari una persona con un diverso livello di abilità, piuttosto che con delle caratteristiche particolari, venga per così dire applaudita solo in quanto sì. Senta, diciamo ci sono, noi abbiamo anche questa, come posso dire, questa, logicamente è un discorso che fa chi non conosce il problema, se non per averne letto, per averne parlato con persone che il problema lo conoscono. Però molto spesso quando si affrontano determinate problematiche, in genere, come posso dire, ci si concentra, il termine non è correttissimo, ci si focalizza per esempio sui bambini e sui ragazzi, no? Cioè non si fa mente locale al fatto che ci sono anche degli adulti che hanno determinati problemi e che poi anche per loro funzionano realtà come fuoricentro, Assolutamente. Posso supporre che sia necessario per i ragazzi anche un intervento con la scuola in qualche modo. Nel momento in cui finisce per loro il periodo scolastico, c'è qualche altra realtà che interviene come supporto anche per continuare determinati percorsi? A livello sportivo sempre stiamo parlando o un po' più sociale? Direi a livello più sociale magari che non necessariamente sportivo. Ma diciamo che in generale sì, ci sono molti percorsi paralleli, per così dire, all'ambito sportivo. Un esempio è l'esempio della cooperativa ANFAS, che collabora comunque con noi fuori centro, ma diciamo le possibilità sono variegate, anche legate ad esempio ad Asugi o comunque all'azienda sanitaria, sì, non vengono dimenticate queste persone. Poi sono anche realtà, poi dopo è logico anche, dipende da dove uno si concentra, perché sono realtà anche come Oltre Quella Sedia che fanno un lavoro molto particolare, cioè, quindi insomma ci sono. Diciamo che secondo me le realtà che veramente si contraddistinguono sono quelle che cercano di comunque coniugare, per così dire, unire la disabilità con il mondo reale, e quindi non solo quelle realtà che magari certo offrono dei servizi per le persone con disabilità, ma al tempo stesso sono anche in grado di offrire un'autonomia, offrire un'esperienza che sia come quella di una persona normale, passiamo questa espressione, per far capire che comunque anche con diverse capacità, diverse abilità, una persona è uguale a me, è uguale a lei, è uguale a tutti quanti. Ultima domanda in questo senso, poi questa è proprio una mia curiosità, perché molto spesso si sottolinea doverosamente, a mio avviso, l'enorme problema delle barriere architettoniche che ancora, ecco, vedo già che annuisce. Sì, è un grande problema questo, in effetti, nel senso che molto spesso per una anche semplicemente non conoscenza di quelle che possono essere le difficoltà esistenti, non vengono prese in considerazione, non viene presa in considerazione l'accessibilità dei luoghi pubblici, delle diverse strutture, quindi sì, è un tema caldo, per così dire. E, a mio avviso servirebbe magari
sensibilizzare ancora di più rispetto a quello che già si sta facendo sull'importanza di rendere i luoghi accessibili in modo proprio che diventi una delle, diciamo, dei punti su cui bisogna ragionare quando si parla di... Perché mi sembra che ci sia più a questo punto una barriera che sia architettonica ma che è anche mentale in alcuni casi. Sì, sono casi che poi sono sì. relativamente pochi, però basta che ce ne sia uno che balza all'evidenza della cronaca, è come se si fosse distrutto tutto quello di positivo che è stato fatto negli ultimi anni. Perché, purtroppo sì. Vero. Allora, torniamo invece alla polisportiva, desumo, ha più sport. Sì, come dicevo prima, noi ci occupiamo sia di sport inclusivo che di sport integrato. Per quanto riguarda ad esempio quest'ultima categoria, facciamo pallavolo, poi abbiamo anche basket, calcio, anche la vela in occasione ad esempio della Barcolana, quindi sì, diverse proposte, soprattutto la pallavolo è rinata quest'anno. A febbraio di quest'anno e conta già una trentina di partecipanti che vengono soprattutto dai centri di salute mentale del territorio, della zona di Trieste, quindi un enorme successo, ma diciamo che sono attività che servono, anche queste, certo. E invece per quanto riguarda gli sport inclusivi, il Baskin, come già detto, i Bazinga sono la prima e unica squadra per il momento sul suolo triestino, e poi stiamo portando avanti l'attività sperimentale di calcetto inclusivo, che appunto è ancora sperimentale ma si basa sugli stessi concetti, sugli stessi punti del Baskin. E forse quest'estate proveremo le bocce inclusive. Le bocce inclusive. Ma ci sono delle discipline che più si prestano all'inclusione e ad altri, oppure tutto sommato è un limite che non si deve porre nemmeno? O all'integrazione o all'inclusione? Cioè Allora, diciamo che il limite principale sta sempre a livello mentale, nel senso che quando uno ha molta creatività, molta immaginazione, riesce secondo me a pensare a qualsiasi sport in modo inclusivo. Certo che ce ne sono alcuni che si prestano di più, ad esempio mi viene in mente il Baskin sempre, perché ha avuto così tanto successo, in quanto comunque permette con le caratteristiche con cui è stato strutturato di dare la possibilità anche a chi ad esempio non riesce a muoversi di giocare, e diciamo che l'unico limite è quello di riuscire a fare canestro, quindi diciamo che sono veramente pochi. Per il momento, per quanto riguarda l'EISI, che è l'ente che regola e gestisce gli sport inclusivi, EISI sta per Ente Italiano Sport Inclusivi, ha già portato avanti, comunque strutturato, oltre al basket inclusivo, anche il calcio balilla inclusivo, le bocce inclusive e la ginnastica inclusiva. Quindi sì, sono già, diciamo, discipline afferenti a sport molto diversi tra loro, quindi sì, secondo me. E poi c'è un'altra questione che bisogna sottolineare, anche perché se no si rischia di far passare tutto molto semplice, eccetera. C'è bisogno anche di allenatori, cioè sì. Lì Allora, che persona è l'allenatore di uno sport inclusivo o integrato? Allora, l'allenatore è un ruolo fondamentale al di là sì. nello sport in generale, un po' anche nella vita in generale, sì, possiamo dire. E nel caso specifico degli sport inclusivi deve essere una persona che intanto riesce ad avere un occhio critico per quella che è la parte sportiva, perché giustamente sì, se no non può essere un allenatore, ma al tempo stesso a mio avviso deve avere una certa sensibilità, un certo occhio critico anche da questo punto di vista, per quanto riguarda comunque le diversità proprio che portano i giocatori, che vuol dire non soltanto riuscire a capire
la disabilità di chi ne ha, ma al tempo stesso anche di mettere nelle condizioni le persone che non hanno disabilità evidenti di poter collaborare in modo comunque costruttivo con chi invece ha più difficoltà. Quindi deve essere un po' un educatore da questo punto di vista, ossia qualcuno che dirige i giochi, ovviamente, ma che sia un po' un regista anche a livello sociale, per così dire, della squadra. Realtà come la vostra, ma in genere tutte, devono comunque rimanere sempre, immagino, in ascolto, nel senso c'è una forte componente di innovazione, immagino, nel vostro lavoro, cioè tutti i risultati che vengono acquisiti, sia non solamente a livello sportivo, ma proprio i risultati anche a livello sociale, non debbono, immagino, essere dati per scontati, cioè bisogna sempre pensare a qualche cosa di più. Assolutamente, le faccio un esempio che è successo l'anno scorso in occasione di un torneo a cui abbiamo partecipato a Pesaro, che tra l'altro ricordo anche quest'anno siamo stati i primi iscritti al torneo di Pesaro della Boom Basking Cup, che sarà la settimana prossima. Abbiamo fatto l'ultima partita il giorno prima di ripartire, giocando con un'altra squadra che, diciamo, ha secondo me una visione molto simile a quella che è la nostra del basket inclusivo. Una partita che, diciamo, vinta tanto a poco, ma non ha importanza, perché l'ultima azione è stata molto esemplificativa di quello che era diciamo, il mood, il benessere che è stato trasmesso, ossia il giocatore che ha provato per tutta la partita a fare canestro, ha sempre perso palla, non è mai riuscito, per un'azione è stato in grado di portare la palla dall'altra parte del campo, avvicinarsi al canestro e fare canestro e è scoppiato lui di gioia, ma con lui tutta la nostra squadra e tutta anche la squadra avversaria, quindi c'è stato proprio un contagio di gioia, di festa, e quindi secondo me questo è il fulcro di questa esperienza e di questo sport. La vostra collaborazione con l'ANFAS in che cosa si concretizza? Allora, diciamo che la squadra si fonda sia su Noi Fuori Centro, ma anche su ANFAS, quindi siamo un po' due co-costruttori. In questo senso, grazie a loro, abbiamo potuto costruire anche la parte, diciamo, di relazioni con quella che è la disabilità, in quanto alcuni dei loro educatori sono stati e sono tuttora dei pilastri fondanti, portanti della nostra squadra, come giocatori, come educatori, quindi c'è una sorta di valore aggiunto dato da queste figure. Oltre al fatto che grazie a loro abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi con disabilità che si sono rivelati degli assi nella manica all'interno della nostra squadra, come ad esempio la nostra Alice, la ragazza che si vedeva prima in video, oppure Giuliano, che sono stati dei bomber entrambi, in quanto nelle partite vinte e stravinte, sia in tutti i campionati a cui abbiamo partecipato, sono stati quelli che hanno fatto più punti possibili. Quindi se all'interno di una partita ogni giocatore può fare al massimo 36 punti, entrambi nelle partite in cui giocavano sono i risultati fondamentali, perché hanno fatto tutti e 36 punti. Che voglio dire, per un giocatore di basket normale, 36 punti sono un bel po'. E estate che cosa fate d'estate? Allora, d'estate di solito non ci alleniamo, perché ovviamente si va anche in vacanza. Però appunto, come dicevo prima, parteciperemo quest'anno al torneo di Pesaro e saremo presenti alla settimana sociale della Chiesa, sia con diverse dimostrazioni, sia anche per informazioni di chi volesse scoprire di più della nostra realtà. Avremo qualche amichevole, parteciperemo ad esempio al torneo del Muggia Estate a Muggia, qualche allenamento magari in campetto quando non c'è troppo caldo, e poi a settembre ricominciamo, e a fine settembre, l'ultimo weekend,
Avremo l'appuntamento con un torneo organizzato da noi in occasione del convegno nazionale dell'ANFAS. Ah, quindi insomma, però, c'è un Siamo sempre lì. Siete sempre sul pezzo, come Sì. si dice. Chi volesse conoscervi, immagino anche che c'è un sito o una pagina Facebook. Sì, perché c'è la ormai pagina Facebook della Polisportiva, volendo anche la pagina Instagram della squadra dei Bazinga, e altrimenti c'è la mail, i recapiti. Quindi insomma sono sì, tutti, sì. i percorsi sono quelli per chi volesse appunto conoscere questa realtà. Io ringrazio allora Marta Candussi, che è la vicepresidente. Chi è il presidente della Polisportiva? Petra Papais. Ecco, diciamolo che magari poi Marta Candussi invece è la vicepresidente della Polisportiva Fuori Centro. Grazie davvero, complimenti, Grazie a voi. buon lavoro. E noi adesso ci fermiamo, noi torniamo domani come sempre alle ore 18, quindi ci vediamo domani con un'altra puntata di Trieste in diretta.